un settantenne a Treviso. L'uomo ha sorpreso un giovane che voleva rubare l'auto della moglie. Dopo la lite il pestaggio, denti rotti e mandibole fratturate. Non l'ergastolo, ma 28 anni di carcere. Questa è la richiesta della procura per il killer di Vanessa Ballana. Riconosciute le attenuanti, ha chiesto scuse e vuole risarcire la famiglia. Sbaglia ad inserire il denaro per fare benzina, il carburante non esce, settantenne colpisce la colonnina self-service con una mazza da baseball, è accaduto a Montebelluna. A Villorba denunciati 2 nomadi sinti con l'accusa di estorsione ai danni di un imprenditore che hanno costretto a consegnare loro del ferro, altrimenti te lo veniamo a rubare di notte. La rissa all'esterno dell'ex caserma Serena, la polizia ha identificato e denunciato 10 richiedenti asilo, la scazzottata nata dalla lite tra un uomo e una donna. Terzo mandato, la partita sembrava chiusa, invece nell'ultimo giorno utile i senatori veneti della Lega presentano un emendamento in Commissione Affari Costituzionali, ma serve la volontà politica, dicono. Continua la moria di negozi a San Trovato di Preganziolo, nei prossimi mesi chiuderanno 2 attività storiche, i cittadini preoccupati dicono la frazione sta morendo. Al via la 6ª edizione di Noi siamo Treviso, la mostra che racconta i trevigiani attraverso i loro ritratti fotografici, ricavato a favore della città della speranza. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, questi titoli, ma subito come ogni martedì vi presentiamo il sondaggio di questa sera, sondaggio politico che guarda alle prossime elezioni regionali. Vi chiediamo tra chi sarà la sfida, tra Speranzon per il centro-destra o Giovanni Manildo del centro-sinistra, 0422 1626 691, oppure se ritenete tra Stefani per il centrodestra e Giovanni Manildo per il centro-sinistra, il numero è lo 0422 1626 690, la chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ring. E allora in primo piano la brutale aggressione subita da un settantenne in via Tommaso Salsa a Treviso che ha sorpreso un giovane che voleva rubare l'auto della moglie e poi il pestaggio. Un signore che oltretutto è anche una bravissima persona, un signore molto mite qua del condominio, rientrando a tarda sera, credo attorno a mezzanotte, ha trovato questa persona che stava armeggiando un'automobile e quindi quando gli ha chiesto cosa stesse facendo, in tutta risposta si è visto aggredire, ma brutalmente. Questa è la preoccupazione che abbiamo, perché so che all'ospedale è in una condizione anche abbastanza importante, con mascella fratturata, con grandi danni. Un'aggressione violentissima quella subita dal signor Antonio, un settantenne di origine pakistana, mentre rientrava lo scorso fine settimana nella sua abitazione in via Tommaso Salsa verso mezzanotte. Dopo aver visto un ragazzo di circa 30 anni che armeggiava intorno all'auto della moglie e avergli chiesto cosa stesse facendo, per tutta risposta ha ricevuto 2 pugni in pieno volto che gli hanno fratturato le mandibole e 2 denti. È una persona, vuol dire, non farebbe male a una formica, quindi un'aggressione così brutale è proprio inspiegabile. È in ospedale adesso? Sì, è stato operato ieri, un intervento anche abbastanza complicato, ma insomma speriamo torni presto. Sicuramente comunque gli ha rovinato la vita, perché una frattura di questo genere le porterà delle complicazioni, delle conseguenze per il resto. Episodio che comunque non è isolato, il ragazzo era già stato visto aggirarsi in zona in altre circostanze. Negli ultimi periodi sono frequenti, c'è stato già un tentativo di furto in un'automobile, di biciclette, c'è gente insomma che si muove nel quartiere che magari è anche nota, e questo è il rammarico, è nota e non si può fare nulla. Le telecamere di sorveglianza non sono ancora attive per costi ancora da discutere nel condominio. C'è però una chat interna di mutuo aiuto reciproco che in questo caso non è nemmeno potuta entrare in funzione. E dopo il danno anche una mezza beffa. Mi riferiva alla moglie che è stata a fare la denuncia e addirittura l'ufficio denuncia è chiuso sabato e la domenica, proprio come se si fosse uno i crimini li subisse dal lunedì al venerdì. Allora, ci può stare anche che l'organico è quello che è e quindi si fissano dei giorni, ma per fatti così gravi bisognerebbe essere il giorno subito sul posto e cercare di capire, magari la persona è ancora individuabile. Capiamo che le istituzioni non possono arrivare dappertutto, però è una questione che va sicuramente affrontata, che va discussa, perché un conto è il disagio sociale, un conto è il crimine. Quando si arriva al crimine la situazione non è più sotto controllo.
Stamattina in tribunale a Treviso le richieste della procura per il killer di Vanessa Ballan, sentenza definitiva attesa per il prossimo 9 luglio. 28 anni di carcere e 9.000 euro di multa. È questa la richiesta del pubblico ministero Michele Permunian per l'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa nella sua casa di Riesepio X il 19 dicembre del 2023 da Bujar Fandai, 40enne artigiano di origine kosovara con cui aveva avuto una relazione. 24 anni sono quelli di prassi per omicidio, a cui si aggiungono i reati di revenge porn, porto d'arma e violazione di domicilio. Ma all'assassino sono state riconosciute anche alcune attenuanti, tra cui l'aver chiesto scusa alle famiglie e l'essersi reso disponibile a risarcire i parenti della vittima, motivo per il quale non è stato chiesto l'ergastolo. Le parti civili, la famiglia della Ballan, Nicola Scapinello il compagno e il figlio piccolo di Vanessa, assistiti dagli avvocati Eva Baggio e Simone Guglielmin, hanno chiesto un risarcimento per oltre 3 milioni di euro. Nel corso dell'arringa, durata quasi 3 ore, Permunian ha ripercorso le tappe della storia iniziata nel 2022 fra Vanessa e Bujar e soprattutto ha letto in aula alcuni degli innumerevoli messaggi minacciosi e intimidatori che il kosovaro ha inviato a Vanessa. In molti la minaccia di morte e in altri afferma che si toglierà lui stesso la vita. Messaggi che spaventarono Vanessa al punto da continuare la relazione, anche se con tentativi sempre più frequenti di interromperla. Un omicidio che secondo il pubblico ministero fu premeditato non solo per le chat tra l'assassino e la vittima, ma anche per quelle intrattenute con i suoi familiari e per il modus operandi. Bujar infatti andò quella mattina a casa di Vanessa in bici, sfuggendo così al controllo del targa system e portando tutto il materiale atto a sfondare porte e finestre, oltre ai coltelli per colpire a morte Vanessa, che era in attesa del suo secondo figlio. La sentenza è attesa per il 9 luglio. Ed ora il gravissimo incidente stradale successo il 4 marzo 2023 a Gorgo al Monticano, in cui persero la vita Barbara Broto, 17enne di Rustigné di Oderzo, ed Eralda Spaillari, 19enne di Ponte di Piave. Si è conclusa oggi con rito abbreviato e con la condanna di Michele Tatani a 4 anni di reclusione l'intera vicenda. Di fronte al GUP Gianluigi Zulian erano presenti in aula i familiari delle vittime, ma anche i genitori del 20enne che nell'incidente ha riportato danni neurologici permanenti. Tatani potrà chiedere da subito la misura alternativa al carcere. Sbaglia l'erogatore del carburante, 70enne se la prende con la colonnina del self-service usando una mazza da baseball. È accaduto a Montebelluna. L'ha estratta, è andato con cattiveria verso la macchinetta, gli ha dato 2 colpi. Diciamo che la macchinetta al momento non ha subito danni, però a noi dà fastidio il gesto. Una violenza ingiustificata? Sì, non aveva molto senso, perché è durato anche, sì, non tanto, è durato pochissimo. L'ha tirata fuori, ha dato 2 colpi e l'ha rimessa in macchina. Come se nulla fosse. Come se nulla fosse. Non solo si è recato alla pompa sbagliata dopo aver selezionato l'erogatore, ma si è pure arrabbiato, tanto da colpire più volte la colonnina self-service del distributore con una mazza da baseball in legno di 80 cm che teneva in auto. Protagonista un 70enne trevigiano, teatro della sua ira il Galoil di via Feltrina Nord a Montebelluna. Sono da poco passate le 2 del pomeriggio di domenica, l'intenzione è quella di riempire una tanica con 30 euro di carburante. Il 70enne probabilmente non si accorge che ci sono le telecamere e dentro al bar delle persone. Sul posto arrivano subito i carabinieri. Gli hanno sequestrato la mazza, gli hanno fatto un verbale. Danneggiamento e detenzione di arma impropria, le accuse per l'uomo arrivato a 70 anni incensurato. Di lui si stanno occupando i carabinieri di Montebelluna. Clienti sempre più tesi e nervosi, la fretta ormai la fa da padrona. Certo, stavolta si è superato il segno. Doveva questo a 70 anni con una mazza da baseball in macchina. Come poteva fare qualcosa, diciamo, alla macchinetta, magari se la prendeva con una persona, boh. A Villorba denunciati 2 nomadi distinti con l'accusa di estorsione ai danni di un imprenditore. Si sono presentati con un autocarro in azienda minacciando il titolare che se non gli avesse consegnato alcuni quintali di trucioli di ferro, quel materiale se lo sarebbero andati a prendere da soli rubandoglielo di notte. Lo hanno fatto alle 10 del mattino davanti a tutti, anche agli occhi della videosorveglianza comunale. L'imprenditore è stato costretto a cedere loro 700 kg di ferro, ma non appena si sono allontanati ha immediatamente segnalato l'episodio ai carabinieri, che hanno identificato e denunciato a piede libero per estorsione 2 sinti, un 18enne
18enne trevigiano e un 41enne di Novara. A fare da sfondo ai fatti la zona industriale di Villorba e più precisamente un'azienda di via Edison che per la realizzazione dei suoi prodotti lavora appunto il ferro. I 2 malviventi sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri. Nell'autocarro ancora la refurtiva che è stata recuperata e posta sotto sequestro. Non un caso isolato, raccontano nella zona, mantenendo l'anonimato per timore di ritorsioni. No, non è una roba nuova. Sono stati anche da voi? Sì. Di passaggio sull'ora di pranzo passano, per quello che chiudiamo sempre i cancelli, perché altrimenti se sono gli zingari. Io li ho visti, sono loro insomma, che vengono a caricare il ferro. Chiudiamo quanto possibile perché poi ci sono i corrieri che passano, devono entrare avanti e indietro. E quindi non è sempre facile blindarsi. Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, ha sottolineato non solo l'intervento tempestivo dei carabinieri, ma anche l'utilità dell'impianto di videosorveglianza determinante nel confermare l'identità dei 2 denunciati. Sul controllo elettronico del territorio abbiamo intenzione di investire ancora, conferma Soligo, cercando anche una collaborazione con i privati. La sicurezza passa anche dall'azione collettiva di tutta la comunità. La polizia ha identificato e denunciato 10 richiedenti asilo coinvolti nella rissa scoppiata di fronte all'ex caserma Serena venerdì sera. Sono 10 denunciati dalla squadra mobile per la violenta rissa di giovedì scorso all'esterno dell'ex caserma Serena, ai confini tra Treviso e Dosson, episodio che ha riportato l'attenzione sul centro di accoglienza per migranti, tanto da far nuovamente invocare al sindaco Mario Conte la chiusura della struttura. Si tratta di 3 cittadini tunisini e di 7 cittadini originari dell'Africa subsahariana, tutti di età compresa tra i 18 e i 24 anni, regolari sul territorio in quanto richiedenti asilo. Molti di loro sono proprio ospiti dell'ex Serena. Era intervenuta la polizia quella sera dopo la segnalazione della scazzottata in corso. Il video amatoriale realizzato da un automobilista di passaggio, un consigliere comunale di Casier, che mostra le ultime fasi della rissa, è stato il punto d'inizio delle indagini svolte per identificare i 10 soggetti venuti alle mani per un diverbio tra 2 migranti del centro di accoglienza, un uomo e una donna. A difesa di quest'ultima sono intervenuti alcuni giovani nordafricani, per l'uomo dei ragazzi del Centro Africa, e da lì si è scatenata la rissa che ha registrato anche alcuni feriti lievi giudicati guaribili in un massimo di 7 giorni. 14 in tutto le persone presenti, 10 denunciati per rissa, di cui ora, alla luce del reato di cui sono accusati, verranno valutate attentamente anche le richieste d'asilo. Riccardo Fornasier, 25 anni, trevigiano, è il nuovo presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto per il quadriennio 2025-2029, laureato in economia e finanza all'Università Bocconi. Dal 2018 si occupa dello sviluppo immobiliare di alcune piccole holding e dei vigneti di famiglia nella zona di Valdobbiadene. Fornasier negli anni ha ricoperto diversi incarichi nel movimento Giovani Imprenditori di Confindustria, come componente del Consiglio Direttivo Giovani Industriali di Treviso, come vicepresidente del nuovo gruppo Giovani Industriali di Veneto Centro. La politica con il terzo mandato, la partita sembrava ormai chiusa e invece nell'ultimo giorno utile un gruppo di senatori della Lega ha presentato un emendamento. Ricordo sempre che a volte la politica è anche la gestione dell'arte dell'impossibile. Se si vuole si ottiene, perché i meccanismi ci sono, i tempi ci sono, il contenitore è anche corretto. È chiaro che questa è una proposta che proviene dalla Lega e chiaramente poi la discussione non viene fatta insomma, a livello di vertici. Insomma, se c'è la volontà politica si può fare. Questo fa intendere la senatrice vicentina Enrica Stefani, dopo aver presentato con i colleghi veneti a Palazzo Madama un emendamento per superare il blocco del terzo mandato per i presidenti di regione, che in Veneto significa solo e soltanto una cosa: consentire la rielezione di Luca Zaia. Un vero e proprio blitz in zona Cesarini nell'ultimo giorno utile per il deposito delle modifiche legislative al cosiddetto DDL consiglieri, attualmente in Commissione Affari Costituzionali. Giovedì mattina potrebbe esserci già una prima scrematura e discussione. Bisogna sempre crederci, bisogna sempre credere bisogna sempre avere fermo quello che è il proprio anche obiettivo o anche le proprie speranze. Poi chiaramente non credo che ci sia nessun problema a trovare comunque delle soluzioni. A questo punto si capirà quanto effettive siano le aperture arrivate recentemente dagli alleati di Fratelli d'Italia, su tutti Giovanni Donzelli e il ministro Francesco Lollobrigida. Lega Veneta alle
grandi manovre a Roma, mentre a Palazzo Balbi si resta almeno ufficialmente alla finestra. Se devo essere sincero, voi non ci credete, lo so che continuate a non crederci, io non sto seguendo questa partita, voglio essere sincero nuovamente a dirvi, me lo dici te che stanno presentando l'emendamento, quindi non lo so. Di provocazione della Lega parla il Partito Democratico. Soltanto poche ore prima il segretario Dem Veneto Andrea Martella aveva usato queste parole ospite della nostra edizione del Mezzogiorno. Questa assurda telenovela del terzo mandato, il quarto per Zaia. Si va quindi alla conta, con quali conseguenze per la tenuta complessiva del centrodestra veneto, tutte da valutare. Il punto sul traffico lungo la superstrada pedemontana veneta questa mattina a Palazzo Balbi dal Presidente Zaia e la Vicepresidente De Berti. Questa è un'infrastruttura che oggi dà dei buoni risultati, ha un incremento importante di veicoli e senza entrare nei dati tecnici ha avuto un incremento nell'ultimo anno del 18% di traffico che oggi cuba più o meno 83.000 veicoli al giorno, che non sono poca cosa se consideriamo che ci sono infrastrutture nate 40-50 anni fa anche in Veneto che fanno meno traffico. Con l'interconnessione alla Brescia-Padova, da maggio dell'anno scorso il traffico sulla pedemontana è aumentato del 18% rispetto al gennaio 2023 del 144%. È una difesa del valore strategico che questa infrastruttura rappresenta per il territorio produttivo del Veneto, quella che intendono dimostrare i numeri alla mano Presidente e Vicepresidente della Regione Luca Zaia ed Elisa De Berti. Il dato positivo per togliere di mezzo le polemiche è che sicuramente la pedemontana è un'infrastruttura che serve perché sta dando delle soddisfazioni. È stata costruita nella zona più industrializzata del Veneto per dare una risposta anche alle necessità delle aziende e dei mezzi pesanti di potersi muovere in sicurezza, inquinando meno e arrivando più velocemente ovviamente a destinazione. Il traffico pesante sta crescendo molto di più rispetto alle previsioni. Lo scorso 20 giugno la pedemontana ha raggiunto gli 84.447 passaggi al giorno con un introito di 525.300 euro, di cui oltre il 40% generato dal traffico pesante. Sta funzionando anche lo sconto del 60% sul pedaggio per i veicoli leggeri dotati di telepedaggio, introdotto lo scorso 10 marzo a chi percorre fino a 2 tratte giornaliere da 25 km ciascuna. C'è un incremento generale sostanzialmente su tutta l'infrastruttura del 35%, siamo arrivati anche a un incremento dei mezzi leggeri dal lunedì al venerdì del 35%, però ci sono delle tratte che danno soddisfazione, vanno oltre il 40%, o Breganze e Valle Agno che dà oltre il 74% di incremento di mezzi leggeri. La superstrada e i suoi costi sono diventati argomento di dibattito e di polemica politica in Consiglio regionale, probabilmente anche uno dei temi che saranno affrontati nel corso della prossima campagna elettorale. Stiamo vedendo un incremento che è pauroso, se valutiamo questo incremento dal primo giorno ad oggi è del 141%, se lo valutiamo nell'ultimo anno 18%. Perché continuano ad esserci così tante polemiche allora? È diventato uno dei temi importanti anche in Consiglio regionale. Io onestamente non le vedo le tante polemiche, diciamo che sono pochi che fanno tanta polemica, visto considerato che i cittadini sono felici di questa infrastruttura e penso che il dato sia praticamente dimostrabile nel momento in cui hai 83.000 auto al giorno che ci vanno, vuol dire che qualcuno la percorre la pedemontana, altrimenti sarebbero tutti sulla viabilità ordinaria. Considerare 40 milioni all'anno ad oggi che probabilmente diminuiranno un buco nero, insomma, sfido chiunque a fare un'infrastruttura di questo tipo e a spendere meno di 40 milioni. Continua la moria di negozi a San Trovaso di Preganziol. Nei prossimi mesi chiuderanno altre 2 attività storiche. Tra qualche mese, indicativamente tra fine settembre e inizio ottobre, le porte del supermercato CRAI di San Trovaso si chiuderanno definitivamente. Dopo la comunicazione alle dipendenti, la notizia ben presto ha fatto il giro della piccola frazione di Preganziol. Una doccia fredda per i clienti che erano abituati ormai da quasi 30 anni a fare la spesa nel market senza dover utilizzare l'auto. Significano che non abbiamo più posto da prendere magari le cose che ci servono, quindi è un po' problematico. È la fine di un paese, di una comunità. Hanno chiuso tutto, non abbiamo più niente. Sono venuto qua nel 2009 e da Preganziolo ho detto vado su che c'è. Dopo mi sono resa conto che era vivibile, cioè, morto tutto, neanche più la sagra ci hanno lasciato. Mi tocca arrangiarsi, chi chiederà qualcuno. E il resto? È peccato che per noi anziani ci chiude un supermercato che ci sta bene.
Non tutti possono avere la macchina a disposizione e andare ai supermercati più lontani, vero? A fine anno invece potrebbe chiudere lo storico panificio a 2 passi dalla chiesa, aperto da quasi 80 anni già dal padre degli attuali titolari. Chiudiamo l'attività a fine anno. Perché? Perché siamo andati in pensione, siamo stanchi. Non c'è nessuno che possa subentrare a voi? Forse sì. Punto di domanda. Speriamo di sì. C'è un giovane che ha voglia di fare questo lavoro. Speriamo che venga avanti. Mi spiacerebbe vederlo chiudere definitivamente. Certo. Però. Prima la fioreria, poi l'edicola, il fruttivendolo, la cartoleria, la tabaccheria. Negli anni San Trovaso ha visto scomparire diverse attività commerciali. Ora, con la chiusura anche del panificio e del supermarket, i cittadini temono che la frazione muoia. Nel dormitorio vieni fuori qui e basta. No, è già un dormitorio San Trovaso. E se manca anche questi, non so. Ma... Si sta svuotando tutto, hanno portato via tutto. Però poi ci sono le attività che resistono, che sperano in nuove aperture, come la macelleria. Noi cerchiamo di resistere per quello che si può, anche perché non abbiamo alternative. Dispiace perché meno offerta c'è nel paese, meno gente arrivano, quindi fai molta più fatica a dare il giro, diciamo, alla merce, a dare il giro all'attività. Quindi vediamo, speriamo sempre che qualcuno magari si butti ad aprire qualche attività, qualcosa, qualsiasi cosa va bene, tanto per non essere da soli. In questi giorni stanno circolando SMS in cui viene richiesto di contattare il CUP dell'ULSS 2 che però avverte i cittadini che si tratta di una truffa. L'azienda sanitaria specifica che gli SMS inviati dall'ULSS 2 sono sempre facilmente riconoscibili grazie al mittente chiaramente visibile come AULSS 2 oppure AULSS 2MT oppure AULSS 2 TV. Consiglia quindi di prestare sempre attenzione a messaggi che sembrano provenire dall'ULSS 2 ma mostrano come emittente un numero di cellulare o qualsiasi altra denominazione. E noi ci fermiamo per la pubblicità. Rieccoci in diretta, torniamo a parlare del taglio degli alberi a Santa Maria del Rove, alla penisola del Paradiso, di cui vi abbiamo raccontato ieri sera. Oggi arriva la replica, arrivano le parole dell'assessore all'ambiente del Comune di Treviso, Alessandro Manera. Io posso rispondere a quello che è avvenuto negli ultimi 7 anni in cui le manutenzioni sono state regolari, anzi abbiamo intensificato le manutenzioni anche straordinarie del verde verticale, quindi degli alberi. Se in passato non è stato fatto non lo so onestamente, ma credo che purtroppo dobbiamo anche renderci conto che ogni tanto qualche albero muore, noi li sostituiamo e mai come questa amministrazione abbiamo piantumato tantissimi alberi, quindi ritengo che sia una polemica un po' sterile. Poi se l'albero va in classe D, quindi in rischio caduta, qui abbiamo anche delle persone molto responsabili che sono gli agronomi che ci dicono che l'albero va abbattuto per incolumità delle persone, quindi non c'è possibilità di scelta e quindi dobbiamo farlo. Alle critiche dei comitati cittadini delusi per l'abbattimento degli alberi in via 55 Fanteria e in via Redaelli che chiedevano migliore manutenzione, risponde il vice sindaco e assessore all'ambiente Alessandro Manera, che mette davanti a qualunque discussione l'incolumità delle persone e assicura che le piante saranno sostituite. Rimetteremo delle piante, adesso valuteremo quali essenze. L'abbiamo fatto anche proprio in piazza Martiri di Belfiore in cui abbiamo sostituito con una pianta bellissima, lo facciamo sempre, chiaramente non lo potremo fare subito perché non è la stagionalità idonea. Treviso, spiega ancora Manera, è uno dei pochi comuni che ha tutto il verde pubblico censito e aggiornato regolarmente e anche sulla penisola del Paradiso risponde alla critica degli ambientalisti che avrebbero preferito non vedere la passerella sul Sile negli alberi tagliati. Gli alberi abbattuti andavano abbattuti per una questione di loro staticità, però ripeto, renderemo fruibile veramente un angolo di Paradiso di Treviso che molti non conoscono e quindi verrà valorizzato. Il Comitato Alberi Urlanti di Treviso si è anche lamentato del fatto che il Comune non risponda alle loro richieste di accesso agli atti per vedere se effettivamente le piante andavano abbattute. No, questo non è vero, quando si fanno accessi agli atti per legge gli uffici, non tanto l'assessore, rispondono e quindi Regina, come ha sempre ricevuto le informazioni, le riceverà anche questa volta nei tempi che la legge consente agli uffici. Voltiamo pagina, torna alla 6ª edizione di Noi siamo Treviso, la mostra che racconta i trevigiani attraverso i loro ritratti fotografici.
I volti e le storie dei trevigiani e di chi vive la città, immortalati in uno scatto che intende raccontare Treviso e le sue generazioni. Per il 6° anno consecutivo torna Noi siamo Treviso, iniziativa nata nel 2020 in piena emergenza Covid e che è cresciuta edizione dopo edizione, acquisendo un valore sociale e solidale con la raccolta fondi per la Fondazione Città della Speranza che l'anno scorso ha visto una donazione di quasi 4.500 euro. La cosa che a me come fotografo sta piacendo sempre di più è il valore documentale, il fatto che di anno in anno stiamo andando a raccogliere i volti di un'intera generazione di trevigiani. Chiunque potrà essere immortalato in una foto da Giovanni Vecchiato mettendosi in posa nel set che sarà allestito sotto la Loggia dei 300 da martedì 24 a domenica 29 giugno. I ritratti saranno poi raccolti in un'esposizione allestita a Caro Began dal 18 luglio al 26 agosto. Continuità e perseveranza sono le caratteristiche dell'iniziativa, ma sono anche il filo conduttore della ricerca. Sostenere la ricerca scientifica non è soltanto sostenere la possibilità o ambire alla possibilità di avere nuove cure, ma anche migliorare le cure che sono presenti, che ci sono già, che consentono ai bambini di avere un'ospedalizzazione, un periodo di ospedalizzazione più breve e consentono soprattutto di avere delle cure non solo più efficaci ma anche che minano meno l'organismo del bambino. Vecchiato è pronto a catturare momenti, emozioni, sguardi e sorrisi, continuando a coltivare un sogno. Le foto che a me piace fare di più sono persone vicine a me come età con i loro genitori, perché so che quelle sono foto che avranno grandissimo valore, perché da lì, per una questione anagrafica, da lì a breve, queste foto saranno l'unico vero ricordo tangibile che loro avranno dei loro genitori. E in attesa di immortalare i volti dei trevigiani sono stati i giornalisti presenti alla conferenza stampa a diventare protagonisti sul set fotografico. Ok, fantastico, fantastico. A Silea dal 10 al 13 luglio il villaggio delle associazioni, 4 giorni per far conoscere ai cittadini il mondo importantissimo dell'associazionismo e del volontariato. 10, 11, 12, 13 luglio sono le date da segnare in rosso sul calendario quando il mondo dell'associazionismo e del volontariato si ritroverà nel villaggio delle associazioni per dimostrare ancora una volta la propria importanza e la vicinanza ai cittadini. In una società sempre più chiusa, dove la solitudine, specie tra gli anziani, aumenta, è importante sapere che c'è chi è pronto a tendere una mano. Regna la paura e questa paura sta devastando le persone. Noi non dobbiamo più aver paura, dobbiamo avere le antenne alte ma anche fidarci del prossimo. Non è che dobbiamo aver sempre paura. Purtroppo è passato questo messaggio e questo è devastante. Noi oggi dimostreremo e anche con questo villaggio che non bisogna aver paura. Oltre 100 realtà del territorio si sono incontrate al Parco dei Moreri per conoscersi e preparare un appuntamento fortemente voluto da Comune di Silea e Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, con il fondamentale supporto dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Andremo dal culturale al sociale, alle associazioni sportive, alle associazioni d'arma, abbiamo veramente di tutto perché l'associazione ha un comune denominatore che è il volontariato. In villaggio troverete proprio le informazioni che una persona avrà bisogno. Non so a chi rivolgermi perché sto male, ho bisogno di un aiuto, verrà qua e noi daremo il numero di telefono per essere aiutate riguardo lo sport, la sanità, la scuola, qualsiasi cosa. Il villaggio delle associazioni sarà ospitato all'interno del parco della storica Festa della Sardea. Troverete musica, troverete buon cibo, ma soprattutto troverete il villaggio delle associazioni. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. È ricoverato all'ospedale di Belluno in condizioni non gravi un 81enne di Longarone che ieri sera ha visto rovesciarsi il trattore che stava guidando poco sopra la frazione di Pondezoi, cadendo a terra e sbattendo la testa. Ci sono volute più di 4 ore ai familiari per ritrovarlo, tempo in cui l'uomo è rimasto disteso a terra in attesa dei soccorsi. Raggiunto da una squadra del soccorso alpino, l'uomo è stato caricato in barelle e trasportato fino alla strada più vicina, dove è stato affidato all'ambulanza e trasportato al nosocomio bellunese. Dopo l'apertura del diaframma delle varianti di Valle e di Cadore, permane l'incertezza sullo stato di avanzamento della bretella di San Vito, la cui apertura per l'evento olimpico potrebbe essere compromessa.
SS 51 di Alemagna, 2 gallerie aperte a Valle Etai, manca la terza, quella di San Vito di Cadore, il cui tracciato prevede un percorso complessivo di circa 2 km e 300 metri, quasi tutto a mezza costa nella Valle del Boite. L'asse principale si sviluppa attraverso 2 rotatori di svincolo, 4 gallerie artificiali di mascheramento e antirumore, un nuovo viadotto sul Russec e numerosi interventi sulla viabilità secondaria. Stiamo monitorando con attenzione, devo dire che sto facendo quasi lo stalker presso l'impresa, presso ANAS, perché si possa concludere in tempi ragionevoli anche quell'opera, cioè prima delle Olimpiadi. Dicono che la completeranno senza le opere, diciamo così, di finitura non delle strutture ma delle opere di finitura. Frane, movimenti rilevati sotto la variante hanno però reso necessarie opere di stabilizzazione ritardando il cantiere. C'è tutta una serie di attività in corso che ovviamente stiamo monitorando. Io ritengo ancora di riuscirci. Stiamo cercando di capire come riprogrammare alcuni interventi e quindi l'impegno c'è. Il problema, rilevato all'inizio del cantiere dell'abitato, sarebbe stato messo sotto controllo e si spera di farcela comunque in tempo per le Olimpiadi. Sicuramente sarebbe bello vedere tutte e 3 le varianti pronte per le Olimpiadi, visto che comunque erano varianti che dovevano essere pronte per un altro evento di qualche anno fa. Confidavo che le avremmo viste complete per tempo. 2 sicuramente saranno complete, io confido che ANAS riesca ad intervenire a spronare la ditta affinché anche San Vito venga realizzato. Un progetto redatto nel 2012 potrebbe aprire la strada ad un'ipotesi di canalizzazione alternativa del fronte franoso a monte dell'abitato di Cancia a Borca di Cadore. A mente fredda abbiamo già coinvolto tutta una serie di esperti, abbiamo già in mano un progetto del 2012 che adesso andremo a rivedere. Parla a bocce ferme il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, mentre a Cancia si lavora alacremente senza soluzione di continuità per rimuovere dalle case e dalle strade quei 30.000 metri cubi di fango ormai cementificato che tuttavia scorre ancora impetuosamente negli occhi e nella mente di chi vive ai piedi di quell'inesauribile serbatoio detritico alle pendici dell'Antelao. Intervistato a Ring da Christian Arboit, Padrin parla della ricerca di una soluzione definitiva per la messa in sicurezza dell'abitato e della principale arteria viaria delle Dolomiti, unico accesso ai Giochi Olimpici del 2026. Quindi c'è questo progetto del 2012. Sì, c'è un prevede che cosa? Una canalizzazione? Una nuovi canalizzazione invasi? diversa rispetto a questa, un potenziamento della parte dell'invaso che non andrebbe in questo contesto a toccare le abitazioni, però è chiaro che poi ci troviamo di fronte alla 51 di Alemagna che comunque sempre è attraversa e quindi dobbiamo anche lì trovare delle soluzioni da questo punto di vista, perché come tutti sanno è l'unica via percorribile in auto verso Cortina. Diversi nodi ancora da sciogliere per un progetto che ad oggi è poco più che una proposta e del quale restano da identificare le fonti di finanziamento. Si parla di alcuni milioni di euro al netto degli studi di fattibilità e della revisione legale del primo documento del 2012, del quale la provincia ha illustrato i dettagli alla vicepresidente della regione Elisa De Berti e all'amministratore di ANAS Claudio Andrea Gemme. Un punto della situazione per cercare di capire con un progetto in mano che abbiamo delle soluzioni in prospettiva futura, in una prospettiva imminente che è la quotidianità, perché ci troviamo di fronte a una massa di detriti che possono venire giù comunque ad ogni ora. E quindi prima c'è l'emergenzialità del momento, cui poi segue un'emergenzialità a lungo termine legata anche all'evento olimpico. Prioritaria resta dunque la sicurezza dei residenti di Cancia che ora vivono l'approssimarsi d'ogni perturbazione con gli occhi in alto e l'orecchio teso a udire quel sistema d'allarme azionato con 30 minuti di ritardo e che da oggi il Comune ha reso automatico, consapevoli che la tragedia sfiorata di domenica scorsa potrebbe accadere di nuovo.
Cambiamo argomento, sarà Calalzo di Cadore il paese che il prossimo 26 luglio ospiterà la 27ª edizione del premio Pelmo d'Oro, onorificenza che dal 1998 celebra i particolari meriti acquisiti da coloro che meglio valorizzano i valori dell'alpinismo e della solidarietà alpina, oltre che della tutela e valorizzazione delle risorse montane. I premiati di quest'anno saranno Diego Dell'Ai per l'alpinismo in attività, i fratelli Cubal per la carriera alpinistica e Giorgio Fontanive per la cultura alpina. Saranno inoltre consegnati i premi speciali Dolomiti UNESCO, Giuliano De Marchi e Pelmo d'Oro rispettivamente a Riccarda Decker, Alfio De Sandre e Francesco Chiamulera. È davvero tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata.